Ciao ragazzi, benvenuti alla Tise. Anche questo un territorio, un paese, una comunità in cui natura, storia e bellezza viaggiano di pari passo, con alcuni elementi che la rendono unica e inconfondibile. Primo fra tutti la Dogana Veneta, che sta a simboleggiare una funzione di controllo esercitata per molto tempo da parte di Latise, e lì vicino la chiesetta di San Nicolò, in cui recentemente sono stati riportati alla luce degli antichi affreschi del 1200 di rara bellezza, e ovviamente sopra tutti il Castello Scaligero, il simbolo, l'imponenza, l'autorità, la bellezza di Latise, che naturalmente anche lei non è stata risparmiata dal coronavirus. È stato un banco di prova molto impegnativo sotto tutti i punti di vista, anche dal punto di vista emozionale, in quanto avere a che fare con problemi di salute della gente, soprattutto con i timori e l'ansia della gente, è stato veramente molto dura. Devo dire che io sono allenato, in quanto sono medico di base, per cui già conoscevo questo aspetto, ma è stato tutto amplificato. Secondo me è indispensabile guardare al futuro con serenità, puntare sulle nostre bellezze, sulle nostre risorse, sulla nostra capacità organizzativa, soprattutto offrire appunto questi luoghi spettacolari alla gente e sperare che la gente essa stessa guardi con ottimismo alle nostre proposte. Covid-19 ha insegnato che non bisogna sempre far conto su alcune certezze. Per esempio, noi avevamo un sistema organizzativo come Veneto, come sanità, che poteva far fronte alle cose ordinarie, ma abbiamo visto che è stato messo in crisi da questa emergenza. Ha insegnato che ogni programmazione deve essere sperimentata e anche ponderare quello che attualmente non è materia di pensiero o di riscontro.